Vicenza fa ancora i conti con il maltempo, fino a domani città in allerta arancione per il rischio idraulico e idrogeologico, con la previsione dell'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, già approvata, rogge e fossati che fanno temere inondazioni delle aree limitrofe. Dopo 2 giorni con il fiato sospeso per il monitoraggio del livello del Bacchiglione, che ieri ha toccato Ponte degli Angeli, il livello di 5,27 m, per scendere poi arrivando oggi a quota 2,69 m, e il Retrone, che ieri ha raggiunto il picco dei 3,10 m, scendendo ad 1,18 m di oggi. Si torna a monitorarli viste le nuove piogge. Il COC è aperto e rimane aperto, per fortuna però il livello dei fiumi è calato in modo importante, sia il Bacchiglione che il Retrone. Proprio il Retrone, che era quello che ci preoccupava molto, è sceso sotto il 1,5 m, quando ieri invece aveva avuto una punta di 3,10 m. Prosegue intanto la pulizia delle griglie dei fossati e delle rogge. Continueranno anche gli interventi di pulizia delle caditoie nelle vie più soggette ad allagamenti a causa di piogge intense. Tecnici a lavoro anche per togliere le ramaglie dal ponte delle Barche e da Ponte Furo lungo il corso del Retrone, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco. È stato mandato alle nostre aziende di continuare comunque a pulire quelle che erano le rogge e i fossati, che sono quelle che poi, qualora dovesse essere necessario, dovrebbero riempirsi d'acqua anziché riversarsi sulle nostre strade. Grosse complicazioni non le abbiamo avute, teniamo fortemente monitorata la situazione, la squadra di protezione civile sono attivate, AMCPS, Valore Ambiente e Via Acqua sono comunque a disposizione, e il COC rimane aperto.